Festa della Repubblica, quella di oggi ha un valore che va al di là della semplice liturgia, delle solenni celebrazioni. L'Italia ha atteso quasi 90 lunghi giorni prima di avere un governo. Fibrillazioni, tensioni e scontri hanno animato la scena politica italiana, le cui dinamiche roventi e a volte anche irriverenti hanno agitato il fantasma della deriva antidemocratica e della crisi istituzionale che si è fermata giusto in tempo proprio alla vigilia del 2 giugno. Ieri la formazione del nuovo esecutivo e le prime parole del capo dello Stato, protagonista assoluto a difesa della Costituzione. Collaborazione istituzionale e coesione sociale, ecco le parole d'ordine di Sergio Mattarella consegnate ai prefetti d'Italia, dunque anche al massimo rappresentante provinciale del governo di Agrigento. E il senso di questa giornata lo ha dato molto bene il Presidente della Repubblica nel suo messaggio che è stato letto poco fa. L'unione delle istituzioni democratiche e repubblicane insieme ai cittadini di questo Paese nel rispetto dei principi fondanti della Costituzione per realizzare un'Italia migliore. Ad Agrigento le celebrazioni per la festa della Repubblica come da tradizione si sono tenute a Villa Bonfiglio, presenti le autorità civili, militari e religiose. Cade in un momento in cui probabilmente serve ricordare al Paese il senso profondo della Costituzione repubblicana e il valore che dietro questo traguardo importante per gli italiani ha rappresentato in termini di tanti sacrifici umani e di tanti anche stenti. Alla cerimonia presenti anche alcune scolaresche, poi i festeggiamenti si sono spostati all'interno del Palazzo della Prefettura con la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica.